Dopo il voto del Consiglio Veneto, quello dell'Emilia Romagna ha sorpreso tutti sul fine vita. La decisione è di evitare persino di passare dal Consiglio e decidere direttamente come normare i tempi per dare risposte sul fine vita. Ma sì, la sintesi che mi viene di fare è Bonaccini-Zaia 1-0, nel senso che molto pragmaticamente l'Emilia Romagna ha scelto la via della delibera, cosa che avevamo suggerito anche noi in Veneto. Non era necessario una legge regionale, abbiamo agito solo su impulso della legge di iniziativa popolare, che è stata secondo me un'iniziativa giusta, un'iniziativa che ha posto il tema con forza e che ha obbligato il Consiglio ad esprimersi. Però ecco, il tema normato era un tema molto specifico, quello relativo ai tempi di risposta per coloro che facciano richiesta di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Per cui ecco, ho visto che il Presidente dell'Emilia Romagna si è mosso con estremo pragmatismo e alla fine è arrivato prima del Veneto. Ecco, sono stati posti però tutta una serie anche di interrogativi e c'è il rischio che ci siano dei ricorsi su queste decisioni dell'Emilia e di altri consigli. Ma è un tema, abbiamo visto, che coinvolge la parte più profonda delle persone e quindi non mi stupirebbe che ci fossero anche dei ricorsi. Però dal mio punto di vista l'idea che mi sono fatto è che la strada è tracciata, il rispetto della volontà delle persone viene prima di ogni altra considerazione e qui c'è una richiesta forte di rispettare il dolore, di rispettare il modo di vivere il dolore e io credo che una risposta debba essere data a tutte le persone che vivono il loro dolore in un certo modo. A questo punto Zaia dovrebbe imitare Bonaccini, cioè come si risolve la questione in Veneto? Ma ho visto che Manuela Lanzarin ha risposto mai dire mai alla richiesta se sia in previsione una delibera di giunta. Io credo che sarebbe un modo elegante di uscire da questo impasse in cui siamo finiti.